Buonasera, benvenuti a questa seconda puntata di Per Sport, il programma sportivo della tenda. Come sapete, come abbiamo anticipato, questa sera parleremo di sci e per farlo abbiamo invitato una società storica di Vittorio Veneto, la Sci Nottoli Vittorio Veneto, che mi pare l'anno scorso, dopo ce lo diranno i responsabili che sono qui, ha compiuto ben 70 anni di attività, quindi una società davvero storica che pratica lo sci a livello agonistico. Allora, come vedete dall'inquadratura, qui di fianco a me c'è la presidente Lorella Mazzer e alla sua sinistra uno storico maestro di sci, Roberto Azzandonella, che però ci racconterà questa sera anche di una altra parentesi molto importante che ha vissuto lui nel mondo dello sport, in un altro sport, ma vediamo dopo. Allora, buonasera a tutti. Allora Lorella, rompiamo il ghiaccio subito parlando di un po' di storia. Abbiamo festeggiato l'anno scorso i 70 anni di attività, un'attività che ha raccolto tante soddisfazioni nel corso degli anni. Tu da quanti anni sei presidente ormai? Sono presidente da quasi 16 anni, ormai. Quindi sono già al quarto mandato. È iniziato un po' per gioco. Come sei arrivata, diciamolo, che non lo so neanche io. Tanti anni ci conosciamo, ma non lo so. Ci sono arrivata perché mio figlio ha iniziato a sciare con il Nottoli ed era primo anno baby. Degli amici comuni mi hanno chiesto se come sempre succede, avessi potuto prendere in mano la dirigenza, insomma, dello sci club, e io ho accettato questa sfida. Senza sapere che sarebbe durata già così 16 tanto anni. tempo, esattamente. Okay. Ma parlando di storia, scusa se ti interrompo, Roberto, sono 40 anni, tu sono 16 anni che sei presidente, Roberto più di 40 anni che invece allena in questo club, ha visto crescere centinaia di atleti, dico io. Allora Roberto, in due parole, un excursus su come si è sviluppata questa società. Allora, sono sceso dalla montagna, dal Comenico, nel 1973, quando il dottor Baldo appunto è venuto a comandare l'azienda di Stato Paracadute di Vittorio Veneto e io seguivo i suoi figli, Mauro Baldo e Bruno Baldo, e di conseguenza pian piano ho maturato la convinzione di continuare e stare a Vittorio Veneto sotto lo sprone di Dino Veghetti e Sergio De Vescovi. Quegli anni si viaggiava con un vecchio pulmino Volkswagen e si girava un po' tutta Italia, perché evidentemente le gare erano tante e molti erano gli atleti. Si erano partiti da famiglia Veghetti, da Cristina e Paolo, per arrivare a Graziano Sonego e continuando poi la Casa Grande, tutti atleti che si sono ben distinti nell'ambito delle varie discipline. C'era Bande Rotella Lamberto, che aveva vinto i giochi della gioventù, e poi Mauro Baldo ha partecipato a Coppa Europa e ha vinto tante gare il trofeo Salomon vecchio. Diciamo che l'apice un po' della carriera, se vuoi, è stato nel 78, quando appunto il dottor Baldo mi ha chiamato a dirigere e avviare il centro sportivo forestale a Palù San Marco, e quindi sono salito per circa 7 anni fino all'85 e sono rientrato poi a Vittorio Veneto e sono qui ancora che porto avanti. Qui ancora con i ragazzini. Che porto avanti. Quest'anno è l'ultimo anno. Sì, si dice sempre così, la schiena è un po' più rigida di qualche anno fa, ma insomma tanto rigida, ma insomma si tiene duro. Quest'anno sono 75, per cui a 75 penso che sia giusto lasciare ai giovani che hanno visioni più aperte e evidentemente anche più evolute. Questa è la teoria, dopo la pratica bisogna restare sulle piste. Lorella, oggi quanti atleti avete più o meno in società? In totale sono una sessantina, sono 46 piccolini, proprio dai super baby che vanno dai 5 anni ai 12. Super baby e cuccioli, poi abbiamo la categoria ragazzi allievi, circa 12 ragazzi, tra i quali 2 americani quest'anno hanno scelto di allenarsi con noi. No?
Il papà si è trasferito per un breve periodo qui in Italia e siamo stati contattati perché si dice che siamo uno sci club serio della provincia. Si scrive anche, non solo si dice. Poi abbiamo 4 categorie aspiranti e poi un piccolo nucleo di master, quindi copriamo tutte le categorie. Ascolta, e voi organizzate, insomma io lo so, ma diciamolo per gli ascoltatori, organizzate ovviamente allenamenti e gare, che sono 2 cose diciamo da gestire abbastanza diverse. Sì, la nostra sede di allenamento è a San Vito di Cadore perché San Vito di Cadore ci garantisce, diciamo, la neve dall'inizio della stagione fino, insomma, alla fine di marzo, diciamo. Chiaramente una volta ci si allenava in Cansiglio oppure in Neve Galla, adesso non è più possibile, nel senso che non abbiamo la garanzia della neve. E sì, poi organizziamo anche un paio di gare, abbiamo organizzato in passato le gare anche FIS giovani, quest'anno abbiamo organizzato solamente la tappa Latte Busche e Maprice, che è per la categoria ragazzi allievi. Volevo farti spendere 2 parole sull'aspetto degli allenamenti. Abbiamo detto che la vostra sede è a San Vito di Cadore, però voi siete a Vittorio Veneto, noi siamo a Vittorio Veneto e quindi non è secondario l'aspetto anche logistico del trasporto, dell'organizzazione degli allenamenti per i ragazzi, no? Certo, noi abbiamo 3 pulmini, a volte anche 4, che partono da Vittorio Veneto e vanno partono ogni giorno? Partono, diciamo, quasi, 3 volte alla settimana sicuramente. Più le gare? 2 volte alla settimana, sabato e domenica, a volte 3 volte alla settimana, sabato e domenica. Domenica normalmente c'è la gara. Partono i pomeriggi per gli allenamenti pomeridiani e sabato e la domenica il mattino. E tutto questo è possibile anche grazie al coinvolgimento, così come ti hanno coinvolto te tanti anni fa e sei diventata presidente. Non tutti diventano presidente, però c'è comunque un bel coinvolgimento anche dei genitori, senza i quali sarebbe forse difficile, no? Sì, noi abbiamo un bel direttivo, un direttivo coeso che lavora e ognuno ha i propri compiti. Abbiamo avuto un inserimento in questi ultimi anni anche di nuovi genitori. Ovviamente siamo quasi tutti stati o siamo tutti genitori di atleti e quindi comprendiamo le necessità e sappiamo quali sono i sacrifici, sappiamo quello che ci vuole. E abbiamo appunto questo direttivo che lavora molto bene e ognuno dei membri del direttivo si occupa di una parte dell'organizzazione, segue le varie categorie, chi si occupa appunto della gestione della logistica, quindi dei pulmini, organizzazione dei pulmini, e chi invece segue le varie categorie, quindi contatto con gli allenatori, contatto con i genitori. E questo ci permette di lavorare cercando di dare sempre buone risposte anche alle richieste e alle domande dei genitori. Questo è l'impegno grande vostro come sci club, è un impegno di tanti sci club, è un impegno particolare soprattutto degli sci club di pianura cosiddetti, cioè i trevigiani che non hanno le montagne a portata di mano. Di questo tema, di questo argomento ho parlato in più occasioni per scriverne con il presidente della Fisi provinciale Roberto Visentin, che abbiamo pensato di chiamare proprio per sentire da lui qual è la sua posizione rispetto a una problematica che è oggettiva, che tante volte i genitori magari tendono a intravedere dei campioni in casa e allora magari li strapiantano dalla loro società di provincia, di pianura, scusate, per portarli magari a gareggiare in società bellunesi, salvo poi perdersi perché non tutti possono evidentemente diventare campioni. Proviamo a contattare quindi Roberto Visentin. Allora siamo in collegamento in videochiamata con Roberto Visentin, presidente della Federazione Sport Invernali Provinciale. Ciao Roberto.
Ciao Alessandro e buonasera ai tuoi ospiti. Ecco, dopo 14 anni, se non ricordo male, da segretario della federazione provinciale, sono 5 anni che sei presidente, quindi diciamo che il tema dello sci trevigiano ce l'hai ben in mano. Allora, qui si stava parlando della, tra virgolette, dura vita degli sci club, presi tra problemi organizzativi, allenamenti e anche, se vogliamo, qualche volta dei genitori che collaborano e altre volte un po' meno. Cosa ne pensi? Ma che cosa ti devo dire? È un motivo che da molti anni mi perseguita, ovvero ovviamente tutto ciò che hai detto è verità e lo faccio per passione, ma come me lo fanno tanti altri sci club e tanti altri presidenti. Eh, è un qualcosa che lo sto pensando da diversi anni. Credevo di essere una mosca bianca fino a poco tempo fa, in realtà adesso si sta muovendo anche il mondo dello sci, quello remunerato, diciamo, ovvero allenatori, ovvero altri personaggi che sicuramente hanno più voci in capitolo di me. Ed è così, gli sci club si muovono per la passione, abbiamo detto, creano attività di vario genere, dal turismo all'agonismo, e spesso e volentieri l'unica maniera per poter essere soddisfatti di ciò che si fa è quello di seguire un bambino, un ragazzo passo passo, portarlo all'agonismo nella maniera più consona alle nostre attività. E succede che cosa? Succede che quando cominciano a vincere, cominciano ad avere i primi risultati, a volte genitori anche non sciatori si illudono di avere un campioncino, magari a volte portati anche da qualche allenatore, e credono di avere del ragazzino che magari sta facendo le prime vittorie nella categoria baby, o arriviamo ai cuccioli e lì vengono esasperati tutti i criteri di allenamento. In realtà, scusa se ti interrompo, ma in realtà così facendo fanno anche un torto ai loro stessi figli, no? Sì, sì, fondamentalmente io quello che vedo è questo, cioè arrivano al primo anno di categoria aspiranti, quando dovrebbero cominciare ad acquisire un po' più la formazione, prendono le prime batoste da ragazzini che magari vivono in montagna piuttosto che hanno scelto una certa modo di vivere lo sport, e al secondo anno non vanno più a fare leg fis, non si avvicinano più al mondo delle gare e si perdono. Addirittura spesso e volentieri accade che neanche diventano maestri, neanche diventano allenatori, quindi abbandonano lo sci. E credo che questo non sia un bene né per il ragazzo stesso, né per la famiglia, né per poi tutto il mondo che viaggia dai maestri agli allenatori agli sci club stessi. Quindi io direi che vedendo anche poi le altre nazioni non si comportano così, li fanno divertire, giocare, implementare una determinata tecnica di sciata fino a una certa età, e poi quando è il momento giusto, quando il ragazzo non è più adolescente o comincia a capire che cosa è veramente lo sport, ma non è solo divertimento, ma può diventare un proprio lavoro, una propria attività, e lì cominciano a battere sul serio, e ne abbiamo gli esempi. Ascolta, un altro problema che hanno, di cui abbiamo parlato anche in precedenti interviste tra me e te, un altro problema che c'è per gli sci club, per gli sci club trevigiani, quindi sci club di pianura, sono i costi che devono sostenere per fare l'attività ai ragazzi. Cioè, oltre alla distanza c'è il paradosso che poi gli ski pass, per capirci, costano più che non per i club montani. Allora, sì, è vero per la distanza che noi abbiamo dalla montagna. È vero anche, e questo dobbiamo darne atto, che le sci club, cioè scusa, le stazioni di montagna si avvicinano alla pianura, si avvicinano a Treviso, come anche a tutte le nostre province del Veneto, con delle convenzioni particolari. Però ho osservato, e questo è accaduto 2-3 anni fa, che addirittura il blasonato Ski Pass e Super Ski Dolomiti, per statuto, concede alle stazioni sciistiche un determinato numero di ski pass agevolati fino alla categoria aspirante. Questo valeva 2 o 3 anni fa. E l'esempio banale allora era che un aspirante di montagna costava lo ski pass 250 euro, a uno di pianura costava 540, quindi sono dati certi che ne ho avuto
riscontro, ti ripeto, alcuni anni fa, e non credo che le cose siano cambiate. Questo, io so che il gasolio, come l'autostrada o come il pullman, per arrivare in montagna noi lo dobbiamo pagare, non è che ci facciano lo sconto del 50% per arrivare su, quindi oltre all'ora e mezza per arrivare alle piste e l'ora e mezza per tornare indietro dobbiamo sostenere anche dei maggiori costi, e questo sicuramente non fa del bene a nessuno. Ecco, vorremmo che ci fosse un minimo di attenzione per questo. Ovvio che non può essere rivolto a tutta la platea dello sci, però perlomeno agli atleti più meritevoli, agli atleti che percorrono determinati circuiti, potessero arrivare a questo tipo di agevolazioni, perché credo che la famiglia in sé già ne sopporti diversi costi che non sono poi così esigui che vuole fare le gare a un certo livello. Perfetto Robby, per salutarci, e ti ringrazio della cortesia come sempre, se vuoi salutare gli amici del Nottoli che sono qui e quelli che ci seguono anche da casa. Ecco, beh, sicuramente sì, perché so che c'è la Lorella, e quindi un grande saluto. Loro si prodigano tanto nel settore agonistico, hanno una base e cercano di coltivare i bambini fin da piccoli, ma con la passione poi che li contraddistingue. Io vedo sempre quello puscoletto a fine stagione, dove ripercorre un po' tutto il percorso stagionale dei propri ragazzini, ma partono dai ragazzini in fascia, vorrei dire, per arrivare alle gare fisse, quindi sempre con allenatori validi, e poi un bel percorso se posso accennare quello di cui abbiamo parlato prima. Qualche anno fa il Nottoli aveva, forse gli è stata prospettata la possibilità di passare a Belluno, e ha tenuto duro, è rimasta qui con noi, e di questo ne siamo grati noi della provincia di Treviso. Questo per dire che si può diventare bravi anche stando in pianura. Sì, assolutamente sì. Perfetto, grazie Roberto, ricordiamo il presidente della federazione grazie. Provinciale della FISI, Roberto Visentin, grazie. Bene, grazie a Roberto Visentin. Continuiamo la chiacchierata qui in studio con la presidente Lorella Mazzer, ma mi rivolgo in questo momento a Roberto Zandonella. Apro un inciso, in tanti a Vittorio pensano che di nome faccia Zando, perché tutti lo chiamano Zando, invece ha un nome che è Roberto e un cognome che è Zandonella. Allora facciamo chiarezza una volta per tutte. Dicevo in apertura che Roberto, oltre a essere allenatore da 40 anni di sci, ha fatto una carriera, diciamo, sportiva in un'altra disciplina, che è il bob a 4, perché era appunto lo sport che praticava e nel quale ha vinto addirittura le Olimpiadi nel 68 a Grenoble nel bob a 4, per poi andare a prendere un argento nel 69 all'Lake Placid dai mondiali, e nel 70 invece vincere addirittura un oro, quindi un oro olimpico, un oro mondiale, davvero non male. Poi ha concluso, diciamo, l'esperienza del bob a 4 a Sapporo alle Olimpiadi con un 8° posto. Allora Roberto, in breve questa intanto perché ha cominciato col bob? Allora, inizialmente ero appunto comelico, avevo sempre il desiderio di praticare del basket, pallacanestro. Beh, la statura c'è. E di conseguenza, appunto, così, questo desiderio è sempre rimasto nel mio cuore. Successivamente sono andato a Cortina e lavoravo lì al Galassello, vicino alla pista di bob. Alla sera salivo quando c'erano i vari campionati italiani di seconda e terza categoria. Parlo di quegli anni quando c'erano qualcosa come 150 atleti che partecipavano ai campionati italiani e 40 o 50 bob club in Italia che partecipavano. Ora sono rimasti 2 bob club e al massimo 5 equipaggi che partecipano ai campionati italiani, che si sono svolti la scorsa settimana. Chiusa parentesi, sono giunto a Cortina appunto per lavoro e guardando queste partenze criticavo, finché a un certo punto Pochiesa mi chiese se volevo provare, se scendevo con lui. Sono sceso con lui, tutti mi dicevano che ero pazzo perché sicuramente mi sarei spaccato. Sono sceso più volte, mi è piaciuto, ho cominciato. Nel 1965 ho vinto i campionati italiani nel bob 4 con Gianfranco Gaspari, stavamo vincendo col bob 2, ci siamo rovesciati con Zardini
alla Cristallo, e poi successivamente nel 66 sono partito militare, sospeso l'attività bobbistica, ripresa nel 67 con la vittoria ai campionati italiani con Eugenio Monti, e da lì è partita un po' la carriera, perché appunto facevamo degli allenamenti a Cortina di spinta e sotto la guida di Sergio Sorpais praticamente mi ha ingaggiato nell'equipaggio di Eugenio. In quel momento per me è stato come aver toccato il cielo con un dito, perché se l'interrompo, Eugenio Monti era un po' il top. Eugenio Monti era in pratica colui che aveva vinto 10 medaglie d'oro e non aveva mai vinto una Olimpiade. Evidentemente nel 68 era la cosa che ci teneva di più, aveva 40 anni ed evidentemente teneva a chiudere la sua carriera con una medaglia olimpica, e si era preparato con costanza e aveva costretto noi a intraprendere degli allenamenti molto intensi. Noi ci allenavamo a Cortina con delle spinte, e lì appunto che Sergio Sorpais appunto con degli espedienti tipo un manico di scopa attraverso il cofano ha sperimentato una spinta in linea, cioè mentre prima il pilota si piegava per spingere, quindi le forze erano un po' deviate, la potenza nella spinta del bob, con questo espediente che poi si è trasformato in una specie di spinta telescopica che permetteva al pilota di spingere in linea, quindi dare la massima potenza e resa agli effetti della velocità. Si sa che evidentemente il bob, se riesce ad avere una spinta iniziale potente, riesce poi, acquisendo con una guida esperta del pilota, a aumentare la velocità e quindi a ridurre il tempo di percorrenza, quindi riuscire a vincere delle gare appunto e questo è stato un po' diciamo questo espediente il toccasana per la vittoria olimpica, che ci ha permesso sia nel 2 con De Paulis che col 4 con Monti, Zandonelli e Albano De Paulis a riuscire a conquistare le medaglie d'oro davanti agli equipaggi austriaci di Thaler e tedeschi Flott. Ho capito, abbiamo già detto dell'argento e dell'oro ai mondiali. Per concludere la parentesi di bob, ho letto prima che sono rimaste al mondo 15 sole piste, è proprio uno sport che è in difficoltà da questo punto di vista, cioè come si fa a praticare uno sport se in tutto il mondo ci sono 15 posti dove farlo? Allora, evidentemente le piste sono molto molto scarse. Se pensiamo che la Germania ne possiede solo 4, questo evidenzia il perché la Germania vince tutto, perché la Germania vince nello slittino, la Germania vince nel bob, la Germania comincia a vincere anche nello skeleton, e perché evidentemente possiede questi grandi impianti che oltretutto permettono di praticare anche d'estate. Perché sia col bob che con lo slittino ad Altenberg io ho visto scendere bob e slittini su un percorso di questa pista di cemento, cemento levigato, e vanno giù a 130 all'ora, come fosse una pista di ghiaccio praticamente. Evidentemente in questo modo possono prepararsi e riescono appunto ad eccellere in tutte le specialità, slittino e bob. Diciamo che poi c'è una alla Plagne in Francia, c'è una a Lillehammer in Norvegia, ce ne sono a Calgary e Beaver Creek, c'è una a Lake Placid, a Nagano in Giappone, a Sapporo in Giappone, diciamo che un po' si suddividono in tutto il mondo. Bene, purtroppo sì, se non riusciamo a fare la pista cortina, se l'Italia non riesce a far costruire la pista cortina, sicuramente il bob italiano tra 4 anni non esiste più. Questo lo sto dicendo da un po' di tempo e purtroppo è una dura realtà. Del resto, se ci sono due bob club e 5 equipaggi che partecipano ai campionati italiani, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma i campionati italiani di bob si sono svolti la scorsa settimana a Innsbruck, tanto per dire. Ok, chiudiamo questa parentesi di bob, torniamo allo sci, torniamo al Nottoli. Una domanda in conclusione di questo passaggio a Roberto. Dal punto di vista tecnico, sono 40 anni che allena i ragazzini e i ragazzi del Nottoli, che c'è stata evoluzione sul piano tecnico e fisico. L'impressione mia da profano è che una volta gli sciatori fossero anche un po' più mingherlini o meno muscolosi, oggi sembrano tutti quasi dei culturisti.
Certo, l'evoluzione tecnica diciamo, è stata grandissima, basta, diciamo, un po' grazie agli attrezzi. Lo sci sciancrato ha permesso appunto determinate conduzioni, determinate evoluzioni, determinate velocità. La discesa, oltretutto, se si parla di velocità di oltre 130 km all'ora, per cui evidentemente per contrapporre questa forza centrifuga che nelle curve evidentemente ti schiaccia verso il terreno, necessita una forza di reazione molto elevata. Quindi ecco, potenza, destrezza, rapidità. Una forza veloce, diciamo, come anche nel bob, questo naturalmente diciamo un po' all'ennesima potenza per quanto riguarda gli arti inferiori nello sci alpino. Bene, bene. Dopo questa anche lezione tecnica o biomeccanica perfino, vogliamo conoscere anche dalla viva voce degli atleti del Notoli, di alcuni atleti, ovviamente non tutta la squadra, abbiamo detto che è molto numerosa. Abbiamo invitato qui in studio 3 portacolori dello Sci Club Notoli Vittorio Veneto. Bene, allora sono arrivati nel nostro studio, come annunciato, 3 portacolori della grande squadra del Sci Club Notoli Vittorio Veneto. Li vedete dalla mia sinistra: Federico Bresolin, categoria allievi, Franco Concas, categoria ragazzi, correggetemi sempre se sbaglio, e Andrea Tonon invece, lui, vedete dai colori che fa parte di una squadra che si chiama Italia, ma ne parleremo. Allora, cominciando da qua, dalla mia sinistra, allora Federico, di che anno sei? Io sono 2003. 2003, quindi 16 anni, forse da compiere o già compiuti? No, devo da compiere. Da compiere, categoria allievi, mi dicevi che sei un liceale, fai il liceo sportivo qui a Vittorio Veneto, allora volevo chiederti, facendo il liceo in una categoria anche così impegnativa, come vivi questa esperienza? Cioè, è molto impegnativa il fatto di dover andare sempre su e giù da San Vito, ti porta via tanto tempo, ti stanca? Beh, sì, da un certo punto di vista mi stanca, e poi è complicato stare dietro sia allo studio che alla preparazione atletica e allo sci. Però la passione aiuta, Sì, no? la passione aiuta, sì, nonostante i problemi che ho a scuola Vabbè, ma quelli si superano, no? Sì, sì. Nonostante quei problemini, devo dire che sì, mi piace lo sci e vorrei continuarlo. Beh, ci mancherebbe altro. Ascolta, tu quante volte sali durante la settimana a San Vito? Durante la settimana vado su dalle 2 o 3 volte a settimana, sì. Ascolta, e come specialità cosa preferisci? Slalom, gigante, super G? In questo momento sto andando molto meglio in gigante, ma la mia specialità preferita è lo slalom. Ah, lo slalom, ok. Spiegami, io sono un ignorante, cioè scrivo, parlo di sport ma non lo pratico, quindi facciamo capire anche dal punto di vista pratico in cosa si distingue uno slalom da un gigante. Beh, possiamo dire che comunque lo slalom è una specialità veloce dove devi essere reattivo e rispetto al gigante che ha tempi più lunghi. Quindi sarà anche più facile sbagliare nello slalom, immagino. Sì, è molto più facile sbagliare e a differenza del gigante tu prendi i pali grazie a delle protezioni che hai sia alle mani che agli stinchi. Ah, ok. Ascolta, una cosa che mi sono sempre chiesto, ripeto da profano, fare uno sport, uno può pensare che fare uno sport come lo sci in discesa non si fa fatica, e invece? No, invece la fatica è molto grande, poi a seconda della pista, se certo. è pendente o magari piana, la fatica cambia. Certo. Però comunque la gente pensa che sia uno sport facile, però Non è così. Non è così. Non è così. Grazie Federico, allora passiamo alla sua sinistra. Franco Concas, ti abbiamo già visto sui podi, anche nelle foto sui giornali. Allora, terza media qui alla Cosmo di Vittorio Veneto, giusto? Esatto. Da quanti anni sono che sci ormai? Ormai da circa 8 anni.
8 anni, quindi adesso quanti anni hai? Adesso che ne ho 13, ne compio Insomma, 14. facendo un po' di differenza, sono da quando avevi 5 anni. Sì, Se non ricordo male c'era anche tuo fratello più grande che sciava anche con qualche buon risultato, giusto? Corrado. esatto, Corrado. Però poi si è buttato nel calcio. Sì, Perché non ha continuato a sciare? perché eccelleva di più evidentemente nel calcio, ma comunque sarebbe stata comunque una buona promessa. Ecco, e invece si è buttato nel calcio. Allora, qui rischiamo di aprire un discorso molto complicato tra il calcio e tutti gli altri sport. Allora, Franco, anche a te chiedo, la tua specialità preferita qual è? Allora, attualmente è lo slalom, perché anche te. anche sono migliore nello slalom. Ok, e l'idea in prospettiva, adesso tu sei ancora categoria ragazzi, ma quando si arriverà alle categorie superiori ti piace l'idea di provare anche la velocità? Sì, certamente io pratico già il Super G, ma anche la discesa, nonostante sia una disciplina ad alta velocità, mi entusiasma. Ti entusiasma. Ascolta, tra l'altro mi pare di aver visto che nel Super G che si è svolto sei andato anche bene, pur gareggiando contro i bellunesi, che è sempre un bel risultato. Sì, sì. Ascolta, Esatto. abbiamo parlato di tuo fratello Corrado, ma c'è anche un altro fratello più piccolo che invece viene avanti, no? Sì, Carlo. Lui che categoria è? Lui attualmente è Cuccioli 2, prossimo anno passerà di categoria. Ma tu non sarai mai in categoria con lui, giusto? Perché avete 2 anni di differenza. Esatto. Ok. Se arriveremo entrambi alla categoria giovani, dopo ci scontreremo. Sicuramente arriverete alla categoria giovani, se no Zando vi andrà a prendere per le orecchie e vi riporta sulle piste. Ma ascolta, non andrete mai nella stessa categoria, vuol dire che non vi metterete mai a confronto tu e Carlo. Ma chi è più forte dei due? Io, ovviamente. Ma se fosse qua lui direbbe lo stesso o direbbe io? Dipende se è sincero o no. Ah, ok. Ascolta, e lui comunque, tu sei più forte, hai appena detto, però anche lui mi sembra di aver scritto più volte il suo nome, anche lui si toglie qualche soddisfazione. Esatto, lui è forte, cioè per la sua età... Sembra che abbia 10 anni meno di te, 2 anni meno di te. No, sì, ovvio. Comunque dici che per la sua età comunque si comporta bene? Sì. Ok. Ascolta, invece papà Mauro scia? No, lui no. Ma lui fa il terzo tempo, si ferma sotto? Esatto. Ok. Bene, allora abbiamo parlato prima con Franco anche dell'aspetto delle discipline veloci e c'è una curiosità di un'altra portacolori dello Sci Club Nottoli Vittorio Veneto che è passata quest'anno alla categoria aspiranti, quindi dopo la categoria di Federico si passa a categoria giovani, i primi 2 anni sono aspiranti, Elena Dal Vecchio è stata subito instradata dai tecnici della squadra del Comitato Veneto verso le discipline veloci. Non può essere qui con noi perché da un anno vive e studia e si allena a Cortina, pur restando ovviamente atleta del Nottoli, e allora l'abbiamo raggiunta telefonicamente. La raggiungiamo adesso, proviamo a raggiungerla telefonicamente. Eccoci qua, siamo in collegamento telefonico in videochiamata, come vedete, con Elena Dal Vecchio, una portacolori prestigiosa dello Sci Club Nottoli Vittorio Veneto. Ciao Elena. Buonasera. Allora, non è qui con noi, come dicevo prima, perché ormai da più di un anno, nella stagione invernale, vive a Cortina per essere più vicina alle piste da sci, giusto Elena? Sì, esatto, mi sono trasferita l'anno scorso soltanto per 4 mesi nel periodo invernale, da gennaio ad aprile, poi sono tornata a casa. Invece quest'anno mi sono trasferita prima, a novembre, perché le gare iniziano prima quest'anno e molto probabilmente finirò la scuola qua su. Sì, infatti non avevo detto, ma ovviamente tu sei lì non solo per sciare, ma anche per continuare la scuola, che frequenti il liceo, giusto? Esatto, sì, il liceo scientifico.
Ok, e tu sei al primo anno della categoria aspiranti, quindi nella categoria dei giovani, i più giovani dei giovani, gli aspiranti, e la particolarità, se vogliamo, di questa tua esperienza è che i tecnici del Comitato Veneto ti hanno presa in considerazione soprattutto per le gare veloci, che per te, se vogliamo, è anche un po' una novità, no? Sì, esatto, sono una novità perché comunque già nella categoria ragazzi allievi si fanno le gare di Super G, però quando si passa di categoria le distanze tra le... Sì, sono gare totalmente diverse, quelle di velocità sono veramente di velocità, le porte sono proprio distanti e sì, è una novità, vogliono farmi diventare discesista, diciamo, anche perché sono bravetta, me la cavo, però sono contenta, mi piace fare discesa libera e Super G. Ascolta, non c'è un po' di brivido quando ti si butta giù da quei muri, no? Oddio, sì, un po' sì, soprattutto le prime gare, anche perché allenamenti non se ne fanno, quindi la prima volta che ho fatto effettivamente discesa è stato proprio in gara e quindi anche non conoscendo gli sci, non sapendo, vedi queste porte giù dritte, non sai cosa fare tra una parte e l'altra, quindi sì, sei un po' agitato, però comunque Però poi l'adrenalina aiuta. sì, l'adrenalina, sì, mi piace. Ascolta, tu hai già partecipato un paio di settimane fa ai campionati italiani giovani a Bardonecchia sulle discipline veloci e ti sei già tolta qualche soddisfazione. Mi pare, se non ricordo male, che nella categoria aspirante hai sfiorato addirittura il podio. Sì, 2 volte sono arrivata quarta, una volta anche per 2 centesimi di secondo, quindi proprio per pochissimo. Un'altra volta sono arrivata quinta, quindi sì, direi abbastanza bene, anche perché del mio anno 2002 ero la Esatto. prima o la seconda. E come posizione totale sono arrivata sedicesima, ventesima, sempre lì intorno Comunque per essere alle la prima esperienza non mi pare davvero male, no? No, infatti. Ascolta, però nel frattempo non hai dimenticato come si scia tra i pali stretti perché se non ricordo male pochi giorni fa anche, ti sei tolta qualche soddisfazione anche lì. Sì, in slalom sì. Ad Alleghe ho fatto 2 gare di Coppa Veneto e nella prima sono arrivata quarta totale e seconda aspiranti venerdì e invece sabato sono arrivata sesta totale e sempre seconda aspiranti. Quindi sì, a me poi piace un casino lo slalom, quindi sono contenta anche di aver raggiunto dei buoni risultati in quella disciplina. Bene, e ultima cosa, anzi penultima, le tue prossime gare quali saranno? La prossima gara è di nuovo uno slalom, sempre di Coppa Veneto, a Montecroce in questo weekend, mentre la prossima settimana partirò per Pila, in Valle d'Aosta, dove farò ancora delle gare di velocità. Ok, e ultimo, siamo qui a parlare di Nottoli, tu hai cominciato tanti anni fa nel Nottoli e sei ancora qui, non sei come certi che a un certo punto della carriera, per quanto giovani, cambiano casacca. Penso che sia una bella testimonianza di attaccamento a questa società. Sì, devo tanto al Nottoli anche perché sono cresciuta, sono arrivata che avevo 6 anni, adesso ne ho 17, quindi sì, ho passato tanti anni e devo tanto al Nottoli, agli allenatori che mi hanno allenato, alla presidente e quindi sì, non Sai l'ho che, abbandonato, sai che diciamo. in studio qui c'è anche Zando, per cui Sì, tra è l'altro con lui, no, che hai cominciato, sì, penso. sì, ho iniziato proprio con lui. Ok. Sì, Va sì. bene, grazie Elena, grazie di questa chiamata e in bocca al lupo per le prossime gare. Reppi, grazie a voi, buonasera. Bene, dopo aver sentito le parole di Elena Dal Vecchio, torniamo in studio e non ci siamo dimenticati del signore all'estrema sinistra che, come vedete, veste una maglia azzurra perché appunto è in nazionale A di una disciplina un po' particolare dello sci che è lo ski cross. Allora, Andrea Tonon, dunque aspetta che ricordo, sei del 94, giusto? Quindi 25 anni, non so se già compiuti. No, compio a novembre. Ok, Sì. 24 anni e poco più. E dall'anno scorso sei in nazionale appunto di ski cross. Spiegaci in 2 parole cos'è questo ski cross. Lo ski cross è una disciplina del freestyle
In questa disciplina si parte in 4 su una pista simile a quelle da motocross, solo che l'unico motore che abbiamo è la gravità. In questa pista si parte tutti in linea grazie a un cancelletto elettronico e i primi 2 che arrivano si qualificano alla batteria successiva. È un torneo formato da ottavi, quarti, semifinale e finale. Quindi a eliminazione, quindi eliminazione, progressivo, sì, certamente. E ovviamente una gara tipo motocross, dicevi, c'è una pista tipo motocross, vuol dire che c'è da saltare e ci saranno anche grandi velocità, immagino. Sì, salti, paraboliche, dossi, qualsiasi imperfezione della pista può essere usata comunque come ostacolo da E superare. dal punto di vista tecnico, diciamo, si avvicina a una libera o no? Diciamo che è un misto di tutte e 4 le discipline. C'è alta velocità, ma comunque bisogna essere agili, pronti. Comunque non sono dritti i dossi, cioè No, ci sono anche delle curve. no. Ok. Ascolta, e essere in nazionale e di una disciplina così particolare, diciamo, perché va detto che normalmente dove ci sono piste da sci non c'è una pista da sci cross, giusto? È raro trovare In Italia sono poche. Ecco, Poche, sì. parlavamo del bob prima e siamo qua a parlare ancora anche di un altro limite italiano, che c'è appunto poche piste di ski cross. Allora essere in nazionale di una specialità così vuol dire per te fare molte trasferte e essere sempre un po' in giro, no? Sì, giriamo molto. Dove riusciamo a costruire una pista ci spostiamo, soprattutto d'estate, lo Stelvio è la nostra base e da lì in inverno ci si sposta in pulmino in tutta Europa per le gare. Sempre in comunque per pulmino? gli allenamenti. Sempre in pulmino, ogni tanto in aereo quando la trasferta è troppo lunga. Porca miseria, cioè ci impiegate più a andare Sì. che poi a stare. Tante ore. E la pista più vicina dove vi potete allenare d'inverno dov'è? Adesso sono riusciti a costruirla a San Pellegrino grazie alle ultime nevicate e quindi Almeno lì, abbiamo non è male. una base qui vicina. Ascolta, tu quando fai queste gare di Coppa Europa e anche di Coppa del Mondo ti trovi spesso a gareggiare contro professionisti, giusto? Cioè, atleti che lo fanno di professione. Tu invece ti alleni, gareggi, però continui anche a studiare, no? Sì, mi sono laureato lo scorso anno al triennio in scienze motorie e adesso sto facendo la magistrale. Ecco, allora è chiaro che in questo caso io ti domando una curiosità, e cioè la tua tesi di laurea verteva su un aspetto molto specifico proprio di questo sport. E cioè? Sì, ho approfittato di questa opportunità di essere in squadra nazionale per fare uno studio sulle partenze dello ski cross e la mia tesi andava a studiare questo, la biomeccanica di una partenza, come muoversi, quale movimento è migliore o peggiore o può portare a un miglioramento anche nel tempo. Ecco, allora anche dal punto di vista proprio scientifico e approfondito così come lo hai fatto, in cosa ti puoi migliorare ancora nella sciata? Oltre alla partenza? Si può sempre migliorare nella partenza, anche nella sciata in generale, proprio scorrevolezza, è sempre da imparare tantissimo, soprattutto ai più forti. Bravo. E allora, da più forte a più giovani, consiglieresti a questi 2 tuoi giovani compagni di squadra di provare con lo ski cross o no? Sì, ovviamente, ma hanno anche già provato e sì? penso che si siano divertiti anche. Il divertimento sicuro, ma dopo chiedevo prima a Elena se ci vuole il fegato buttarsi giù in libera, penso che anche nello ski cross, insomma, non è che lo prendi molto alla leggera. Ci vuole una buona dose di pazzia anche. E voi ragazzi avete una giusta dose di pazzia? Tu Federico, ti butteresti giù da una pista di ski cross? Beh sì. L'ho provato lo ski cross l'anno scorso e devo dire che come specialità mi è piaciuta molto. Sì? Quindi anche la libera quando sarà? E tu Franco? Idem, c'è l'adrenalina è molta e è molto divertente anche. Più ce n'è meglio è. Sì. Bene. Ascolta Andrea, per concludere i tuoi programmi per la stagione che ormai è verso la conclusione, quali sono? Sì, stagione agli sgoccioli, adesso abbiamo ancora delle gare di Coppa Europa, le finali di Coppa Europa e anche l'Universiade. Quest'anno c'è in Russia questa Universiade e andiamo a correre per provare a vincere. Bene, in bocca al lupo allora anche a Andrea, ovviamente anche agli altri ragazzi che hanno le varie finali dei trofei regionali e gustiamoci un po' di evoluzioni dello ski cross, che è davvero, come vedrete, una disciplina molto spettacolare.
Dopo questa scorpacciata di atleti siamo in chiusura e siamo qui con la Presidente Lorella Mazzer. Allora Lorella, abbiamo raccontato un po' di storia, un po' di attualità, un po' di ragazzi e l'impressione che c'è è che nel Nottoli si facciano le cose molto molto seriamente, ma ci sia comunque un bel clima familiare di amicizia e di divertimento, no? Sì, le cose si fanno seriamente perché noi siamo organizzati molto bene, siamo organizzati come i club di montagna, nel senso che garantiamo gli allenamenti tutta la settimana, abbiamo i mezzi che trasportano gli atleti, abbiamo degli allenatori molto validi, tra le altre cose gran parte di loro sono ex atleti dello sci club, quindi cresciuti con la mentalità dello sci club di pianura, sanno quali sono i sacrifici che deve fare un ragazzino che parte da Vittorio Veneto e che non ha la neve fuori casa. E quindi abbiamo ragazzi che sanno insegnare ai loro atleti il sacrificio, il divertimento. E il clima è familiare perché comunque cerchiamo di trasmettere questa passione non solo ai bimbi ma anche ai genitori, perché è importante capire che per avere un atleta longevo bisogna che ci sia la passione, che ci sia la grande passione per questo sport, che è uno sport di grande sacrificio, uno sport estremamente che dà tanto, che dà tantissimo, che cresce moltissimo i ragazzi, perché appunto il sacrificio è alto e a volte ci si allena tantissimo per poi fare 20 secondi di gara e bisogna cercare di superare questi brutti momenti e ricominciare. Ma se non c'è la passione, l'atleta non è un atleta longevo, non può andare avanti, quindi anche i genitori devono divertirsi insieme ai loro figli e capire che quando i bimbi sono piccoli bisogna accettare qualsiasi risultato e poi accompagnarli perché vadano avanti il più possibile. Diciamo che la passione che i vostri atleti hanno nei confronti dello sci è emersa anche da quelli che abbiamo appena sentito. Giustamente hai detto tu che ci può fare tanti sacrifici, quelli che sono in pianura come voi ne fanno di più, non fosse altro che per la distanza, però magari puoi uscire alla prima porta, ma sono delusioni che probabilmente sono anche una palestra di vita, no, per i nostri ragazzi, per cui benvengano. Mi dispiace per loro evidentemente, ma vengano anche queste delusioni perché danno forza al carattere e danno sempre più voglia di migliorarsi e di crescere, e questo mi pare che sia emerso anche dalle parole e dagli occhi felici dei ragazzi che, per quanto intimoriti o anche no dalle telecamere, ci hanno raccontato la passione con cui si divertono sulle piste. Allora Lorella, mi sembra che comunque in chiusura sia giusto anche da parte tua ringraziare chi, oltre a te e i dirigenti, permette un po' l'organizzazione di tutto questo. Sì, allora ringrazio ovviamente il team dello Sci Club Nottoli, dagli allenatori al direttivo che tanto fa perché le cose funzionino, e siamo tutti volontari, lo facciamo proprio per grande passione. I nostri allenatori, appunto, tutte le persone che ci aiutano, quindi coinvolgo anche i genitori, e poi soprattutto i nostri sponsor che ci aiutano ad andare avanti. Grazie agli sponsor possiamo fare un'attività molto impegnativa, bene organizzata, e a dei costi ancora accessibili, perché la nostra politica è quella di non gravare troppo sulle famiglie. È già uno sport costoso, quindi cerchiamo di mantenere, insomma, le quote abbastanza basse, insomma non possiamo parlare di una quota da forse ciclismo o addirittura il calcio.
però grazie agli sponsor È chiaro. possiamo cercare di contenere questi costi. È chiaro che i costi sono oggettivi e comprensibili a tutti, per cui ben vengano appunto gli aiuti da parte delle aziende locali o non locali, non lo so, che comunque vi danno una mano per organizzare tutto questo. Allora, siamo in conclusione, ringrazio ovviamente Lorella Mastre, presidente dello Sci Club Nottoli Vittorio Veneto, Roberto Zandonella che è stato qui con noi, come sono stati dei ragazzi, Federico Bresolin, Franco Concas, Andrea Tonon, da Cortina abbiamo parlato con Elena Dal Vecchio e ci ha raggiunti in studio via etere anche il presidente federale Roberto Visentin. Però per salutare i nostri ascoltatori e anche chi ci segue su internet, ci piacerebbe mandare una clip che è stata registrata qualche giorno fa proprio dai ragazzini piccoli dello Sci Club Nottoli di Vittorio Veneto. Bene, siamo giunti in conclusione quindi di questa seconda puntata del nostro programma Per Sport. Vi diamo appuntamento a un prossimo speciale, restiamo sempre nell'ambito dello sci, non è agonismo ma è sci diciamo promozionale. Siamo andati a fare uno speciale per la giornata di fine corso dello Sci Club Vittorio Veneto, appunto, e sarà la prossima puntata speciale di Per Sport.